Una relazione in cui io reinterpreto un importante lavoro di Vincenzo, che è stato quello che ha caratterizzato e sostenuto il manifesto Sardegna Terapia. Torniamo quindi, come abbiamo fatto ieri, a vedere una panoramica, ad avere una panoramica su quelle che sono le tematiche ambiente e salute e le criticità che investono la Sardegna e la maniera in cui Vincenzo, rendendosi coscienza critica ma propositiva, come dicevo ancora stamattina, ha visto questa realtà e pur criticandola, pur analizzandola, ha in ogni caso fatto vedere qual è la sua idea, quali sono le sue proposte e quali sarebbero i giusti progetti per migliorare la situazione. Questa lettera aperta alla società sarda dice così: terra di meraviglie, terra generosa, terra ospitale, terra madre, terra amica, terra sana. Questa è la Sardegna che nell'immaginario di tanti che vivono qui, di tanti altri che l'hanno lasciata per lavorare e vivere altrove, di altri ancora che scelgono di trascorrere qui le loro vacanze. Questo è un immaginario che non corrisponde più alla realtà. Una buona parte del popolo sardo non vive più in una terra incontaminata e sana e non può vantare di essere custode. Perché? Perché l'economia lineare dell'estrazione e del consumo delle risorse dell'isola, come se queste fossero inesauribili, è divenuta dominante. Il rapporto di cura e di rispetto con la nostra terra si è incrinato. E inizia così questa lettera di Vincenzo Migareddu alla società sarda. Io ripercorrerò i passaggi più significativi perché il primo riferimento è all'economia di contadini e di pastori, quei contadini e pastori che avevano un forte senso comunitario nella gestione del bene comune della terra, ma a questa economia si sostituì agli inizi del Novecento un'economia diversa, un'economia industriale di tipo minerario, di tipo estrattivo, cioè che era concentrata soprattutto nella zona sud della Sardegna, cioè nel Sulcis Iglesiente. Quindi il lavoro delle miniere portò a sfruttare anche tanti sardi e questo generò poi tutta una serie di lotte, quindi lotte appunto di classe, ma lotte rivolte proprio a quelli che sono stati in quel momento i processi di privatizzazione delle terre comuni, contro anche il disboscamento delle foreste imposto dai sovrani piemontesi, una sorta di prezzo da pagare che ad uno Stato, diciamo, piuttosto arrogante, diciamo, piuttosto colonialista. E allora vigeva la Carta dell'ONU, cioè una carta che aveva sempre cercato di trovare un equilibrio nelle risorse della terra tra contadini, diciamo, e pastori, ma questa carta venne meno proprio perché vi furono le solite ingerenze da parte della borghesia, della nobiltà urbana di allora, che erano più peraltro concentrate nei capoluoghi, nel capoluogo tipo Cagliari, ma nelle città più importanti. Per cui tutto questo modo di gestire la politica locale generò già dagli anni 70 una profonda trasformazione dell'economia dell'isola. Tant'è che la politica in quel caso determinò l'introduzione proprio dell'industria del petrolio, che è quasi come se fosse uno strumento, ecco, per modernizzare in quel momento la Sardegna. Attraverso anche contributi pubblici, insomma, si crearono i poli industriali di Porto Torres Cagliari con soprattutto la raffineria Sara a San Roque, poi quella di Porto Vesme. Insomma, sempre perseguendo queste strategie di sviluppo andiamo poi agli anni 70. Negli anni 70, a ridosso sempre della grande crisi petrolifera, venne realizzato anche lo stabilimento di Ottana, quindi anche il centro Sardegna vide lo sviluppo di questa nuova industria,
sempre fatto, come diceva Vincenzo, da accaparratori pubblici, di contributi pubblici della penisola, favoriti sempre dai notabili della politica locale. Intanto il fenomeno dell'emigrazione continua, si assiste anche a un fenomeno di emigrazione interna, quindi centinaia di migliaia di persone si spostano, vanno sì verso la penisola, ma molti si spostano anche all'interno della Sardegna, in qualche caso, cioè marginalizzando quelle che erano le tradizionali attività agropastorali, si spostano verso questi poli industriali. E quindi la cultura, la stessa cultura, quindi le tradizioni, la lingua anche dei sardi vengono folclorizzate, vengono gerarchizzate nei gradi inferiori rispetto, per chi sicuramente alla mia età ha vissuto anche quegli anni 60 e 70, anche da giovane non ricordava questi concetti, cioè la cultura moderna, la cultura superiore a quella che veniva veicolata dall'italiano. Figuratevi che la Commissione parlamentare medici di quell'epoca, che identificava con le radici agropastorali le cause del banditismo, riteneva che la trasformazione del pastore in operaio potesse innescare trasformazioni sociali positive. Invece si andò progressivamente a creare una situazione di degrado ambientale, degrado sociale, culturale, e proprio in questo contesto quindi si affermò una politica verticistica che favorì l'accumulazione, la centralizzazione, ma soprattutto il trasferimento della ricchezza dall'isola verso la penisola, verso anche altre destinazioni extra italiane. Quindi di fatto le nostre comunità vengono escluse dalla partecipazione alla costruzione di modelli di sviluppo che rispondessero in qualche modo ai loro bisogni, rispondevano ai bisogni semplicemente di pochi. E andiamo quindi a riconsiderare in questo contesto di macerie ambientali e sanitarie quello che sono il risultato. Abbiamo detto ieri abbondantemente, cioè la presenza dei siti di interesse nazionale per bonifiche, che vede un sardo su 3 vivere in un luogo contaminato contro la media italiana di 1 su 6. E abbiamo anche detto, non mi dilungo oggi come ieri certamente, ma per dirvi in sintesi che i dati sanitari relativi ai sinsardi confermano il rischio sanitario esistente a livello anche nazionale. Però vorrei che a questo punto sentissimo anche Vincenzo su queste problematiche. Sentiamolo, perché è molto bello tornare a quei momenti. Vincenzo Milaretti, il territorio come sta? Il territorio, quindi ci siamo giocati 445.000 ettari con un vecchio modello di sviluppo giocato appunto sull'estremizzazione di una economia lineare di estrazione di consumo della risorsa petrolio per l'ambientamento oppure della risorsa mineraria o della lavorazione dei metalli come nel Sulcis, e in qualche modo non percepiamo come classe dirigente, mentre i territori tutto sommato sono molto attenti, gli altri rischi che possiamo correre relativamente a nuovi modelli di sviluppo che ci vengono proposti, che sono l'ulteriore estremizzazione di questa economia lineare di estrazione di consumo delle risorse, che sono appunto per esempio i 200.000 ettari che vengono messi a repentaglio con trivellazioni per ricerca di risorse geotermiche o per risorse di idrocarburi liquidi e gassosi, e sono circa 200.000 ettari che stiamo mettendo in gioco, questo sulla terraferma, e addirittura un'estensione quasi grande come la Sardegna nel braccio di mare tra la Sardegna e le Baleari praticamente. C'è una ricetta c'è una ricetta per migliorare la situazione attuale, questo voleva dire il giornalista. Ma la risposta sta nei principi dell'economia circolare,
e non i processi produttivi lineari che comunque, come abbiamo visto, bruciano energia fossile, producono inquinamento, producono rifiuti, tendono all'omogeneità, perché l'inquinamento quando presenta il conto non sappiamo, come sappiamo non è difficilmente, non è necessariamente estinguibile, ma soprattutto non si può pensare che un territorio inquinato si possa passare facilmente da un ciclo industriale ad un altro, difficilmente al petrolchimico si può riciclare con aziende, con della filiera per esempio dell'agroindustria. Avete il caso, abbiamo detto ieri il caso della chimica verde sul SIN di Porto Torres, oppure del biologico o anche del turismo. Quindi un territorio o si pulisce, o qualsiasi modello di sviluppo non solo è impossibile, diciamo, da realizzare, ma semplicemente improponibile, eccetto che per i soliti politici distratti. Ma soprattutto Vincenzo ci ricorda un concetto molto importante. Cioè, chi è inquinato deve pagare, e sicuramente chi è inquinato deve ben aver chiaro che non è pensabile usare la chimica verde come un'operazione di marketing per cercare di non pagare quello che è il dovuto per una bonifica efficace ed efficiente. Grazie Vincenzo che ci ha precisato questo concetto molto importante. Quindi in realtà, questo l'abbiamo detto anche ieri, assistiamo ancora impotenti ad una politica industriale che vede il territorio sardo trasformato, anche da trasformare sempre di più in una piattaforma energetica che è comunque per sviluppo esterni, che sono esterni all'isola, o anche come centro di stoccaggio o di smaltimento di rifiuti che sono prodotti altrove. Si incentivano peraltro ai fini speculativi energetici l'accaparramento delle terre a vocazione agricola, quindi in questo modo non si fa altro che marginalizzare le tradizionali attività agropastorali. E la Sardegna, come abbiamo detto ieri, è tra i maggiori inquinatori del pianeta, proprio perché utilizza naturalmente fonti fossili nella sua produzione energetica. E ora appunto ci si mette anche il metano. Ma noi dobbiamo guardare avanti e soprattutto lasciarci alle spalle quelli che sono i modelli dell'economia lineare e spalancare le porte all'economia circolare. Chiediamo ancora adesso a Vincenzo che cosa ne pensa. Andare verso quella che è anche l'innovazione, perché nessuno vuole ritornare indietro, bisogna sempre andare avanti. È l'economia lineare che in questo momento guarda indietro. È pensabile che ci sia ancora una giunta che pensa di finanziare con 200 milioni di euro l'Alcoa per 200 operai, 1 milione ad operaio. Potremmo dare 1 milione direttamente a questi operai, sicuramente sarebbe molto più utile per noi, per loro e per tutti. Ma questa produzione di alluminio, badate bene, dell'alluminio primario, è perdente dal punto di vista economico. Creare 1 chilo d'alluminio dalla bauxite richiede una quantità di energia straordinariamente alta, circa 17 kW per chilo, quando produrre 1 chilo d'alluminio dalle retine di riciclo bastano lo 0,7 kW. L'Italia è il primo paese in Europa a produrre alluminio da riciclo, il secondo nel mondo, e noi continuiamo a sbattere i caschi per terra e non la testa. E invece noi continuiamo a sbattere i caschi per terra e non la testa. Guardate, è la seconda affermazione più famosa dopo quella sulla salute. È proprio così, cioè serve appunto riflettere, lo dicevo anche ieri, su come promuovere le azioni che riconcilino proprio le attività produttive con i cicli della natura, con la salute, ma anche con il benessere anche sociale delle popolazioni, quindi evitando che gli interessi finanziari e speculativi dei grandi gruppi prevalgano.
Ma tra le proposte che possono alimentare qualche speranza di cambiamento per il futuro, vi ricordo che il progetto Sardinia-Tarabia, che abbiamo messo bene in evidenza nel convegno dello scorso anno e che propone, dall'accordo e da quello che avevano concordato e scritto Vincenzo Migaredo e Vandana Shiva, come modello di economia circolare, quando sintetizzato magari da questa bella frase di Vandana che afferma che qualsiasi modello di sviluppo e di economia non può fare a meno di misurarsi con l'economia della natura. Ma chiedo ancora a Vincenzo di farci un esempio, che ne dici delle rinnovabili, Vincenzo? Importantissima per l'idroelettrico, che in qualche modo potrebbe funzionare come batteria per tutto l'esubero di produzione energetica delle rinnovabili che abbiamo. Sarebbe un'economia circolare, una produzione circolare che ci permetterebbe in qualche modo di essere modello per il nuovo paradigma sul piano di vista energetico per gli altri paesi del mondo. E invece, come ho detto anche ieri, tanto per cambiare, diamo esempi negativi, qualche diapositiva l'ho utilizzata anche per la relazione di ieri, però ve la ripropongo, cioè l'Italia dà esempio negativo perché noi produciamo energia elettrica dall'incenerimento dei rifiuti, l'Italia ha incluso i rifiuti tra le fonti rinnovabili, permettendo agli inceneritori che ne fanno uso di beneficiare del regime degli aiuti statali. Ma come si possono prevedere incentivi agli inceneritori pari ogni anno a oltre 500 milioni di euro per finanziare la produzione di energia da rifiuti e contemporaneamente chiedere ai cittadini di ridurre i rifiuti non riciclabili? Quindi una grandissima incoerenza. Però questo lo dice il decreto sblocca Italia, favorisce soltanto chi il cosiddetto fabbisogno di incenerimento, come bene diceva Ferdinando ieri, invece del più sostenibile fabbisogno di impianti per il recupero di materia. Quindi la Sardegna, ho detto ieri, produce poco più di 700.000 tonnellate di rifiuti urbani, ma produce oltre 7 milioni di tonnellate per anno di rifiuti industriali, e questo la dice lunga sul tipo di assetto economico che ha questa regione. Peraltro produciamo tra le regioni che produce più rifiuti industriali tossici, pericolosi, ma nel contempo risultiamo anche i più malati, avete visto anche i più poveri. Qui nel settore poi dei rifiuti urbani si aderisce formalmente alla strategia dei rifiuti zero, ma nel settore dei rifiuti industriali in pratica si tarda ad allinearsi a quelle che sono le normative europee di tutela dello smaltimento dei TENORM, cioè dei residui di lavorazione che presentano un'elevata concentrazione di radionuclidi come le ceneri di combustione del carbone, i fanghi rossi, le palte fosfatiche. Abbiamo detto ieri che c'è ancora, non è scongiurato il rischio che noi possiamo diventare deposito unico delle scorie nucleari. Comunque alla mancanza di controlli e di politiche di prevenzione primaria, i decisori politici cosa fanno? Ripropongono in continuazione progetti come nuove centrali a carbone, anzi hanno deciso di aumentare l'esistenza di queste centrali fino al 2025. In Sardegna questa è la nuova politica dell'esecutivo regionale attuale. Il metano viene sostenuto altrettanto da questa nuova politica regionale. Si ampliano intanto il bacino dei fanghi rossi a Portovesme, o si arriva a cominciare i lavori per il nuovo inceneritore di Tossilo, tutti figli comunque dell'insostenibile concetto di economia lineare che comunque, come abbiamo visto ormai nelle diverse relazioni, avranno pesanti ricadute negative sul piano della salute collettiva. Il punto sull'agricoltura l'abbiamo anche accennato ieri. Ormai l'irruzione della grande distribuzione ci ha portato ad importare
l'85% circa dei beni alimentari che consumiamo. Resiste un po' la pastorizia, che dipende però dagli umori e anche dalle fortune dell'industria casearia, che comunque è prevalentemente indirizzata alla produzione alla monoproduzione, cioè quella in Sardegna del pecorino romano. Ma anche le colture aperte al mercato esterno stanno diventando sempre più monoculture, perché per esempio tendiamo a produrre carciofo, naturalmente non esente da pesticidi. Anche questa l'avete vista ieri, ma in realtà anche la Sardegna sottostà a queste leggi di mercato, quindi anche noi in Sardegna usiamo pesticidi, e questo, l'ho detto ieri, è l'estratto conto dei pesticidi utilizzati in Sardegna, all'incirca 2 milioni di chili. Questo è un dato Istat del 2015, con una prevalenza nella provincia di Cagliari, ed è purtroppo un trend in continuo aumento dal 2015. Il famoso filo rosso che ci lega, l'ha citato anche Patrizia ieri, cioè il filo rosso che lega tutte queste sostanze, che è secondario appunto alle tantissime pratiche oggi in uso e che rappresentano una fonte di inquinanti tossici, persistenti, bioaccumulabili, a cui tutti sono esposti, ma sono esposti anche e soprattutto i bambini, ma anche i fetti, perché tutte queste sostanze passano dalla madre al feto attraverso la placenta e il cordone ombelicale. I loro effetti vengono esplicati particolarmente su quella che è la parte più vulnerabile delle popolazioni, cioè i bambini, verso i quali appunto Tomatis disse con molta preoccupazione che le generazioni a venire non ci perdoneranno i danni che noi stiamo loro facendo. Quindi torniamo al concetto già espresso ieri, cioè che questi pensieri, queste considerazioni ci portano in quella che è la realtà culturale sarda, cioè nel campo delle scienze e delle professioni mediche in Sardegna, dove manca del tutto o quasi del tutto la sensibilità di cercare nell'ambiente, proprio nelle sue trasformazioni e anche nel suo inquinamento, le spiegazioni per le reali condizioni di salute e di malattia delle popolazioni, verso le quali è solo attiva l'ideologia sanitaria, cioè della diagnosi e cura, non certo quella della prevenzione primaria. La salute, abbiamo detto sempre ieri, è una risorsa per la vita di tutti i giorni, non è l'obiettivo del vivere, ma vi ricordo quello che è il concetto, scusate, per il passaggio delle diapositive, non è questo certamente il concetto che invece aveva elaborato Vincenzo. Uno stato di completo benessere, sia fisico sia mentale, sia sociale da tanto tempo. Quindi è un qualcosa che va oltre quello che è la malattia, cioè l'assenza di salute legata all'infermità. E guardate, questo concetto è molto lontano nel tempo, del 48, e stranamente in pochissimi ancora sono riusciti a capirlo qui da noi. Ma vi ricordo ancora che, come già l'hanno sottolineato gli altri, il suo motto, cioè il diritto alla salute e il diritto a vivere sani, non quello di curarsi, perché appunto l'impegno dei medici a questo proposito è quello di impegnarsi non soltanto a contenere i danni che le popolazioni già hanno subito, o quelle legate comunque attualmente ai contaminanti ambientali, ma grazie anche a questo concetto, a questo modo di interpretare, questo nuovo modo di interpretare il ruolo del medico, ci aspettiamo soprattutto un sussulto di orgoglio da parte di chi si occupa in particolare di queste tematiche, in modo che si abbia un'azione a più ampio raggio, affinché la società nella quale viviamo possa modificare le sue priorità a favore della salvaguardia della salute di tutti, ma in particolare dei bambini e delle generazioni future. Quindi che cosa serve? Cioè sembra un panorama molto negativo, però ci sono certamente inversioni di tendenza che possono in qualche modo alimentare speranze di cambiamento per il futuro.
abbiamo visto queste proposte come il progetto Sardegna Terabia, e d'altra parte andare verso i modelli di economia circolare sono quello che probabilmente in realtà la gente chiede, cioè la gente chiede un cambiamento, chiede una transizione dall'attuale economia lineare di consumo, cioè di risorse, verso un'economia circolare, anche perché è consapevole la gente di avere la fortuna di vivere in una terra meravigliosa che è ancora ricca di biodiversità nonostante i danni già subiti, una terra dove l'uomo con la stessa terra deve ritrovare quell'equilibrio e quell'armonia perduta e deve riprendere proprio un rapporto che è stato interrotto violentemente qualche decennio fa. E per fare tutto questo comunque è necessario partire da alcuni punti, che sono intanto una bonifica dei siti inquinati, che sono un nuovo piano energetico regionale, che sono un nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti e soprattutto un nuovo piano di sviluppo agricolo. E allora chiediamo ancora a Vincenzo che cosa vogliamo fare come medici, ISDE, anche come Nardania, come cittadini, come sardi. Quello che noi vogliamo fare come ISE e come Nardania International è proprio quello di creare questo contenitore sociale, questo laboratorio sociale che è appunto Sardegna Terra Via, dove le istituzioni locali, i piccoli comuni, le associazioni, i comitati, ma anche i singoli cittadini siano chiamati a creare appunto una discussione circolare, una discussione condivisa per condividere esperienze, conoscenze e innovazione quando ce n'è. Vi ringrazio. Prima di chiudere volevo condividere con voi questa dedica. La dedicai proprio questa frase a Vincenzo in una conferenza a cui fece una relazione a Cagliari qualche anno fa: rimanere se stessi in un mondo che giorno e notte si adopera per trasformare ciascuno di noi in un essere qualsiasi vuol dire combattere la battaglia più dura della vita. Ecco, vi chiedo ora di avere ancora un po' di attenzione, ma la vostra attenzione deve essere molto particolare, cioè vi invito a fare spazio tra i pensieri e mentre voi siete qui oggi, per ciascuno di voi, per molti di voi che si occupano di sociale, di ambiente e di salute da molto tempo, o anche di recente, come i più giovani, potete tornare alla prima volta, quando avete scoperto dentro di voi il seme del bene, della generosità, della giustizia, della verità, e potete riflettere sulla decisione che avete preso di essere qui, sul posto che avete preso, su chi vi accompagna in questo percorso, chi da solo, chi in piccoli gruppi, e sta convergendo verso un obiettivo comune, che è quello di un nuovo paradigma basato sul concetto di inscindibilità e reciprocità fra la salute del pianeta e quella delle persone. E mentre ciascuno di voi sta riflettendo su tutto questo, si sta preparando a questo impegno, potrà essere più attento e consapevole che il nostro compito oggi è quello di far emergere le conoscenze
ma anche l'ottimismo, anche la speranza e la resilienza. La resilienza, la speranza e l'ottimismo sono già in ciascuno di voi che è qui e che vuole trasferire la speranza che domani sarà migliore rispetto ad oggi.
Grazie.